il nuraghe Isoricedus 1, il nuraghe Sarcodes ammodizzi, il nuraghe Isoricedus 2 e un po' più a sinistra il nuraghe Isoricedus 3. Lassù in cima invece il nuraghe Monte Akutsu. Oggi si vede particolarmente bene perché c'è la luce della tarda sera che è molto bella. Come al solito abbiamo lasciato la macchina alla sbarra e ci incamminiamo per il solito sentiero per farvi vedere la situazione di comunicazione tra monumenti che esiste. Quando che ho poca batteria andremo direttamente a vedere il nuraghe Isoricedus 2. L'altra volta ci siamo appena avvicinati con lo zoom della videocamera. Magari vedremo il nuraghe Sarcodes ammodizzi nel prossimo video. Allora, questo nuraghe è interessante perché da lassù si riescono a vedere dei monumenti che il nuraghe Isoricedus 1 non riesce a vedere. Quindi è un po' come se bypassasse quello che il nuraghe non può vedere e fa quasi da rimbalzo per questa ipotetica comunicazione di cui stiamo parlando. Strani angoli di quiete, diciamo. Da qua sotto si apprezza, insomma, la scarpinata che bisogna fare per vedere il nuraghe Monte Akutsu. Il nuraghe Isoricedus 2 invece è in cima a questa collina, con una strada che gli gira tutto intorno. E dicevamo, non è chiaro il motivo per cui questi monumenti siano così vicini tra loro in questa vallata, che comunque risulta abbastanza piccola. Uno dei motivi per cui magari hanno insediato le torri in queste posizioni potrebbe essere dovuto al fatto che i monumenti spesso sono vicini all'acqua, hanno la necessità di un basamento roccioso consistente. Infatti laddove non era presente in maniera naturale è stato costruito, come al nuraghe Santo Antine di Torralba e pare anche al nuraghe Arrubio di Orroli. Quindi sì, i monumenti erano in qualche modo vincolati alla presenza di questi basamenti rocciosi, ma non sempre erano necessari, tant'è che loro erano assolutamente capaci di realizzarselo da soli. Il basamento roccioso naturale è di rocce filoniane, ecco l'esempio. Questo è il nuraghe Isoricedus 1, dietro il nuraghe Murtine Duodecodumbu, e questo filone di roccia praticamente sale sino al nuraghe Isoricedus 2 che sta sopra questa collina, e qua dove hanno fatto lo scavo per la strada si vede bene come sia praticamente un basamento di roccia. Salire al monumento io consiglio di salire da questo lato, che è il lato est, dove la strada si divide in due percorsi che girano intorno al nuraghe, uno va a ovest e uno invece va a nord. Poi si arriva in questo punto in cui si vede questa formazione rocciosa, che poi è quella che sta tutto intorno al monumento, e qua bisogna un po' improvvisare nel punto meno disagevole. Io ad esempio passo sempre dove c'è questo masso qua e raggiungo il nuraghe praticamente da sud. Eccoci arrivati, sta purtroppo già tramontando il sole. Qua iniziamo già a vedere qualcosa che sembra un recinto, un paramento comunque murario. Si sale in cima al nuraghe, che è praticamente nascosto da questo cespuglio. Qua ci sono dei crolli della torre sul lato sud e si arriva in cima. La cosa strana
come all'Nuraghi Zorychedus 1 è che hanno usato questo granito che risulta rosso. Questo non è solo il colore della luce al tramonto, è proprio il tipo di granito scelto che risulta rosso e che io non ho riscontrato qua intorno, quindi non capisco da dove l'abbiano cavato, oppure i licheni non permettono di vedere il colore naturale della roccia. Qua dove sono presenti queste formazioni rocciose il paramento continuava ed è crollato, si vede qua bene come continuasse. Il Nuraghi quindi doveva essere un monotorre abbastanza semplice che, come potete vedere, qua tutto intorno continua il basamento e sulla base di alcuni elementi sembra che ci fosse o una scala o qualcosa di simile che si osservano nelle rocce intorno, però è stato talmente tanto distrutto che non si riconosce più granché. Qua Nuraghe e Sarku de Saspina. Sarku è praticamente il punto in cui noi lasciamo la macchina, che è quello. Dietro Nuraghe e Isparas, qua sotto il Nuraghe Zorychedus 3. In questa collina non c'è niente e neanche in quella collina laggiù. Dovrebbe esserci invece in quest'altra collina il Nuraghe Cucureddus. Qua sotto è presente un ovile di un pastore che è abbandonato da molto tempo. Oddio, non sembra che sia ancora utilizzato. Questa, diciamo, vallata che comprende i nuraghi di Zorychedus praticamente si chiude là con Sarku de Samudizzi. Viene controllata questa zona dove eravamo prima in basso, dove c'è quella casa con le sedie, dal Nuraghi Zorychedus 2. Quel lato, e in particolare la parte che sta dietro il Nuraghe Monte Akutsu, è controllata da quel monumento e da lì si arriva camminando con un sentiero al Nuraghe Kallita, Spalisteri, Tuvumman, eccetera. La zona dove c'è il schiumento segna la vallata, che invece è controllata dai due Nuraghi di Sigientus de Sus e Sigientus de Basciu. Più in su non c'è niente. Quella collina, quel valico, è il percorso che porta a Codoleddu. È una bella cartina. E qua però non c'è nient'altro. L'unico nuraghe che si può riconoscere è il nuraghe Marcolino, Serra Paulis, New Grovu. Dietro il Serra Paulis c'è Frapponti, che praticamente riconoscete perché è dove la strada inizia a curvare, e lì poi sopra questa collina non granitica ma di materiale sedimentario, che è il sedimento che ha ricoperto la piana del Campidano, il graben del Campidano, come dicono i geologi. Ancora qua si vede anche meglio rispetto a dove eravamo l'altro giorno, tutto il golfo con i vari paesi. Qua più in basso dovrebbe esserci il nuraghe Saria, che se non sbaglio è quella collinetta là, potrebbe essere quella, che praticamente viene comunque controllata questa risalita da questi 1, 2, 3, 4, 5 nuraghi. Quindi la Nuraghe Monte Akutsu, Nuraghe Sarku de Samudizzi, che non è posto nell'arco, è quella collina prima dell'arco. Su quelle montagne e colline non c'è niente, forse c'è una struttura ciclopica che è stata segnalata anni fa ma non è stata più ritrovata, non si trova dove è stato segnalato il punto GPS. In cima al monte Murtineddu, che non è quello dove c'è il nuraghe, è l'altro, anche lì niente, eppure da lì si sarebbe potuto vedere tutto quanto, Nuraghe Isparas, questa parte della vallata, praticamente sarebbe stato il punto ideale in cui posizionare un nuraghe, però non l'hanno messo lì, non si capisce perché. Evidentemente dietro il modo con cui posizionavano i monumenti ci deve essere un ragionamento che a noi
ancora sfugge perché non segue una logica di distribuzione e controllo tipica delle fortezze medievali. Pensate ad esempio a vari castelli costruiti in Sardegna, che potrebbe essere il castello di Gioiosa Guardia, ce ne sono diversi, Monreale, non hanno lo stesso modo di posizionarsi come invece risulta per i nuraghi. E la cosa veramente interessante di cui parleremo magari in un altro video è che dietro quell'arco e quindi queste montagne qua c'è un altro gruppo, iniziamo a usare questo termine, cluster di nuraghi, raggruppamento, che non sarebbe invisuale con questi monumenti se non tramite il Nuraghe Diana, che ricordiamo però da qui il Nuraghe Diana non si vede. Infatti altri nuraghi riescono a osservare il Nuraghe Diana, come abbiamo visto il Nuraghe Serra Paulis, e quindi si ipotizza questa sorta di comunicazione mediante il rimbalzo. Quindi là dietro c'è un altro gruppo di monumenti che magari poteva essere in comunicazione con questi. Il punto però è che non tutti i gruppi di nuraghi sono tra loro intervisibili. Ad esempio, non solo dietro queste montagne, ma ancora oltre, c'è il gruppo detto del Nuraghe Angelunieddu, del Nuraghe Bianco, eccetera, eccetera, che non ha nessuna connessione o intervisibilità con questi monumenti, e persino neanche con il Nuraghe Diana, che è diciamo quello che un po' fa capo a tutti questi nuraghi. Tant'è l'idea che forse quel gruppo, cioè di Angelunieddu, Nuraghe Bianco, eccetera, eccetera, fosse il gruppo che apparteneva a un'altra comunità, tribù, chiamiamola come vogliamo chiamarla, di popolazioni sempre definite nuragiche, tra virgolette. Poi come in realtà si chiamassero noi non sappiamo, non ne abbiamo idea, se si chiamassero nei modi che sono stati postulati da altri, cioè Sardin o chissà. Quindi con questa visuale della luna gobba ponente, luna crescente, gobba levante, luna calante. Ok, quindi è luna crescente. Con questa massima di saggezza popolare è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, che insomma l'abbiate trovato interessante o quantomeno istruttivo. Ci ritroviamo su questo canale per nuovi video sulla civiltà nuragica, sull'archeologia un po' generale. Se avete interesse in questo tipo di escursioni, di discussioni con il sottoscritto, io con l'associazione Impronte di Storia organizzo presentazioni di libri, organizzo escursioni, sono guida naturalistica ambientale e specializzato in archeologia preistorica a Ferrara, ho fatto anche un corso di guida turistica, quindi penso di essere abbastanza qualificato. Questo è tutto, un caro saluto, a presto, ciao!